Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazione e non solo. Cari amici ascoltatori che ci seguite in tutto il mondo su Radio ABM, siamo giustamente qui negli studi della radio per raccontare una storia che ci porterà da Belluno fino in Cina. Shanghai, se l'ho detto bene, ora ci dirà. Siamo qui con Michelangelo. Michelangelo, benvenuto, come stai? Va bene, grazie. Sono contento, grazie per avermi qui, sono molto contento. Io sono Michelangelo Neviel, sono trasferito in Cina dal 2013 e ho aperto un laboratorio di pasticceria artigianale a Shanghai. Quindi tu sei un bellunese all'estero, che è estero, la Cina, no? Che è anche un paese con una cultura millenaria interessantissima, e sei andato a fare un lavoro che ha a che vedere tanto con l'arte, come la pasticceria, no? Quest'arte effimera e anche tanto lontano da casa. Quindi ora andremo un po' a scoprire, mi devi raccontare prima, ma sei stato pasticcere da sempre o no? No, allora diciamo che la mia carriera lavorativa inizia come tecnico elettronico. Quindi un lavoro molto articolato, molto complesso, poi che è andato avanti, si è sviluppato anche in una parte di progettazione, anche di contatto con la clientela, cercare di risolvere problemi tecnici e via andare. Diciamo che la pasticceria si è inserita gradualmente sotto forma di prima un piccola idea, una piccola passione, poi è successo un evento, sono andato a lavorare per conto di una ditta che installava macchinari per gelaterie, progettava arredamenti per gelaterie, insomma, con tutte le parti tecnologiche insieme. Un altro elemento della migrazione bellunese nel mondo anche. È un altro, ecco, come da un tassello all'altro, insomma, si costruisce una storia, ecco, o una nuova avventura. Allora, con questa cosa ho avuto occasione di esplorare il mondo intanto della gelateria, che poi con la pasticceria, insomma, sono cugini, insomma, ecco, direi stretti. Parentesi. Certo. E così, insomma, per me è stato un evento magico, anche perché ero abbastanza così profano nel settore. E quindi vedendo tutte queste cose, prima tecnologicamente, poi vedendole funzionare, poi potendo mangiare quello che ne viene fuori, che per me era una novità assoluta. E poi questa avventura mi ci sono lasciato trasportare, ho imparato anche a farlo il gelato successivamente. E quindi così diciamo che finalmente sono entrato in una dimensione di un lavoro dove più ci si sporca e più si profuma. Al contrario di quello che avveniva prima. Ma anche una professione molto gustosa, molto che regala felicità e sorrisi. Guarda, gli incidenti col cioccolato sono deliziosi, quindi si deve pulire poi, certamente. Ma volentieri, però. Poi il gelato, anche se qualcuno, non so, il gusto ne arriva al punto giusto, si deve mangiare. Certamente sì. Approfittiamo anche a mandare un saluto ai nostri amici gelatieri, che sai che in questa trasmissione abbiamo raccontato la storia di immigrazione di tanti gelatieri bellunesi, anche come Fausto Bortolodi, il grande ufficiale, che mandiamo un abbraccio. Ma tornando alla tua storia, ok, va bene, Belluno, Shanghai, gelato, come è arrivata al momento della pasticceria? Ad un certo punto con il gelato è cominciata una piccola infarinatura di pasticceria semplice, magari qualche, sai, per fare le cialde prima di tutto, i coni, poi cominciamo a fare qualche pan di Spagna, qualche zuppa inglese, lì si comincia a sviluppare qualcosa. E dopo, man mano che si impara, non so, anche a lavorare un po' col cioccolato, siamo sempre più vicino. E quindi da delizia in delizia, insomma, ho cominciato. Quello mi piace, ma sono un po' curiosa, uno pensa alla Cina, ha una cultura diversa, la bellunese, l'italiana, sì. Che è molto legata ai sapori tradizionali, ma sì. come è stato? C'è un gusto italiano in Cina? Apprezzano i nostri sapori? Come va quella parte? Certamente sì, adesso anche la Cina è molto cambiata negli anni, quindi io sto parlando, l'inizio di queste esperienze risalgono all'anno 2000, grosso modo, i primi anni 2000.
In quel periodo la Cina stava cambiando enormemente, stava aprendosi al mondo, insomma, sia commercialmente che anche culturalmente, e quindi ho visto passare in questo momento che poi è sensazionale Wow. all'osservazione di un paese che diciamo conosceva molto marginalmente gli stranieri, per cui quando passavo per la strada venivo chiaramente osservato in maniera molto persistente. I cinesi sono curiosi, l'osservare, fissare una persona è considerato normale quando una persona è particolarmente strana ai loro occhi, no? Anche se è Non molto hanno- alto, quindi quello... C'era un po' tutto che così, gli occhi azzurri, tante stranezze condensate, poi ho insomma così i capelli bianchi molto evidenti, così insomma Attiravi l'attenzione minimamente. sì, mi notavano insomma, e quindi si passava un po' dal saluto così scherzoso, qualcuno magari anche provava anche, non dico a chiacchierare perché quel tempo lì era tutto incomprensibile, non parlavo una parola di linguaggio, era difficilissimo trovare qualcuno che parlasse fluentemente inglese, quindi era quasi un contatto istintivo. Comunque nella maggior parte dei casi direi di simpatia, curiosità divertita, non curiosità diciamo allarmata, ecco. Quindi è stato a livello sociale, come la vedi l'accoglienza dei cinesi di quel tempo, Di no? quel tempo lì io l'ho trovata interessante, positiva, avvincente. Io così, anch'io ero nella mia piena fase di curiosità di questo mondo Ma quasi extraterrestre, per quello che... è vero, è uno Aspetta, scontro. io non ero viaggiatore abituale, quindi qualcosa ero stato un po' di qua, un po' di là, ma non è che avessi mai fatto un'esperienza così approfondita. Tutto quello che avevo fatto, magari quando vado in un posto che non è casa mia, magari cerco di ambientarmi, cerco di conoscere un po' le usanze del posto, ma fine lì. Invece qua, per questi lavori più particolari che stavo facendo, era necessario, si era reso necessario fermarsi per lungo tempo, quindi tutto cambiava. È già diverso, una cosa sappiamo tutti quelli che abbiamo avuto una migrazione, anche i nostri ascoltatori, che un conto è essere turista e poi un altro è vivere ed essere un migrante, quindi un bellunese nel mondo, perfetto diciamo, perché uno vede che si trova in un posto molto diverso. C'erano bellunesi e veneti nel 2000 in quel tempo? Sì, ce n'erano. E ora, perché mi hai detto che all'epoca l'accoglienza era interessante, ora è Sì. cambiata o non tanto? Che tu possa capire dei cinesi. Sì, adesso diciamo siamo anche già in una nuova generazione ormai, perché sono passati 20-25 anni, quindi in realtà c'è stato un grandissimo ricambio, quindi quelli che a quel tempo erano stupiti adesso non lo sono più, e naturalmente i loro figli che adesso stanno diventando adulti, insomma, sono abituati a vedere ormai la Cina. Ha avuto moltissimi arrivi di stranieri, hanno tantissime realtà così, e sono Un po' soprattutto si è aperta, immagino, con questa si è aperto, globalizzazione sono abituati, anche. sì, poi viaggiano, una volta non lo facevano, adesso i cinesi moltissimi vanno all'estero, e quindi... E vengono in Italia? Anche Penso di sì, certamente. Come è cambiato certamente. quel gusto italiano? Perché immagino che tu facevi un po' gelato stile italiano e fai ora pasticceria italiana. L'apprezzano? So che, non so, è diverso, forse la loro pasticceria oppure no? Diciamo così, io sono partito da una base naturalmente di ricette, di cultura, scusate, una base di cultura appunto italiana, però col fatto che mi stavo comunque formando, ho trovato naturale, insomma, ascoltare i gusti dei clienti, cercare di seguire anche le loro richieste. Il risultato è stato, fin dai primi periodi, insomma, una miscelazione, diciamo, di Sono gusti. curiosa, cosa offri tu e che la gente ti chiede? Tipo, solo gusto cinese, gusto anche italiano? Cosa ti chiedono di più? Direi che apprezzano il tipo di lavorazione che facciamo, quindi non so, puoi pensare già alle nostre lavorazioni di base, a partire dal pan di Spagna, bignè, la pasta sfoglia, moltissimo, le mousse, il gelato stesso del che parlavamo. Però diciamo che loro richiedono alcune modifiche. Uno, non vogliono dolci, molto zuccherosi. E poi piacciono sapori intensi, quindi molto saporiti, aromatici, ma non dolci.
esteticamente molto molto attraenti, ecco, sono Guarda. molto, sì, sì, anche l'occhio è una grande parte del desiderio, quindi i temi sono un po' questi. Dopo ci sono sapori che magari per noi sono un po' inusuali, per cui fare una torta al tè o fare una torta al fagiolo rosso o alla patata dolce, così potrebbe essere un pochettino Ma inusuale, guarda, ma ho visto che hai dovuto espandere, per fortuna, arricchendo i tuoi gusti, le tue conoscenze e capacità. E mi hai detto che avevi iniziato un po' col gelato, cioccolato, pasticceria, una logica molto dolce conseguenza. Ma so che tu hai aperto una tua attività, se non sbaglio. sì, sì, Come si chiama? pasticceria Belluno. Bene, e l'hai aperto da solo o forse Con mia qualcuno... moglie, ecco, sì. ma com'è nato quell'amore? È nato prima di Shanghai o dopo? L'hai È conosciuta nata a là? Shanghai, allora stavamo iniziando appunto questa esperienza del gelato e io ero in questa fase meravigliata, quindi era un po' un motore in più, cioè se non Ah. bastasse la curiosità, la città che è veramente sfavillante, anche quegli anni là, insomma, era in crescita, in piena crescita. Adesso è una città enorme. Quel tempo lì era una città molto grande, Più o ma meno più, di... poteva avere, penso, 15 milioni Ah, invece di 25, ma erano pochettino. più concentrati, no? E il centro era molto più raccolto, c'era effettivamente un centro città dove la gente era proprio vicinissima e abitavano nel Mm. centro città, c'era uno stile di vita diverso. Dopo è cambiata sostanzialmente la forma della città, si sono amplificate, sono Mm. cresciute tutta la periferia, hanno creato proprio degli anelli di strade Mm. esterne, di tangenziali, queste cose sono creati dei quartieri, sono espansi enormemente e di anno in anno i cambiamenti di questa città li potevi osservare dall'aereo prima di atterrare, perché dici, Oh, qui non c'era niente, adesso ci sono condomini e cose a non finire, a perdita d'occhio. Quindi guarda. era, sì, ogni volta che ritornavo, perché poi tornavo periodicamente, era Parlando di un... aeroplani, di aerei in realtà, che aeroplani, com'è stata la tua vita? Tornavi a Belluno spesso oppure no? Dipende dai periodi, Non è un comunque viaggio corto, tra non è un l'altro. viaggio corto, ma a me non pesava, insomma, Più o perché meno le ore, comunque scusa, così ricordiamo ai oh, nostri ascoltatori anche i viaggi. direi che la media di 16 ore più o meno. Non indifferente come Non mi tempistica. pesava niente, non so Bravo, perché, ma e tornare a casa sempre quel sapore, sì, ma immagino. poi tornavo quando andavo a Belluno, ma anche quando andavo in Cina tornavo, quindi È vero. in qualsiasi condizione era comunque c'era una sorta di euforia e Figurati. quindi E tornavi a casa qua a Belluno, ti ritrovavi un po' con la famiglia, tu hai parte della tua certamente. famiglia, anche hai fatto una famiglia già tua, hai figli se non sbaglio, Sì, ci sì. ricordi i nomi? Sì. Riccardo e Federico. Ecco, e loro come vedono, come vivono questa essere bellunesi anche, metà bellunesi in Cina? Tu hai voluto parlarle in italiano? Avete mantenuto certe tradizioni culinarie, penso anche? Sì, O... certamente sì. Raccontaci un po' com'è stata quella parte della crescita. Ma è un po' più complesso qua perché intanto il carattere dei due ragazzi è sostanzialmente uno l'opposto dell'altro, Oh, quindi già qui si può intuire che sono gemelli oppure no? non sono Ah, gemelli, sono abbastanza vicini, hanno 2 anni cavoli. di differenza, Ah, è poco. ma comunque hanno, forse anche per quello, perché quando ci siamo trasferiti erano molto piccini, loro sono nati in Italia, così. Ah, Però uno dei due era un pochino veramente piccolino e quindi il tipo di ricordi che hanno è differente e quindi anche crescendo hanno avuto un diverso così, esperienze, ma sì, sì, una sì. diversa esperienza perché mentre Riccardo che è il più grande si ricordava molto bene i tempi dell'asilo, aveva Mm. già degli amichetti, aveva già preso delle abitudini, aveva già delle cose che preferiva, che gli piacevano, mentre invece Federico era troppo piccolino e Sì, cambia. chiaramente per lui è un pochino più orientato verso la Cina. Comunque non sono né stupito né particolarmente preoccupato, chiaramente sì, come Sei ogni padre genitore, ovviamente, figurati. ma so, cioè, realizzo perfettamente che è una famiglia che così guarderà sicuramente in modo largo, in maniera, bisognerà essere certamente elastici perché
penso sicuramente che i nostri ragazzi si svilupperanno in maniera personalizzata e faranno delle scelte diverse uno dall'altro. Un po' di qua, un po' di là, un po' forse. di qua, Qualcuno vorrebbe vivere in Italia o non stanno ancora nemmeno pensando a quello? Ma stanno cominciando, sì, adesso sono grandicelli, uno ha 16 anni e l'altro 14, quindi cominciano a vedere qualcosa, iniziano a fare i loro progettini. Io cerco di incitarli, insomma, di incoraggiarli a fare progetti. Quando fai progetti poi valuti quello che ti serve per fare il progetto, come portare avanti le cose, anche a decidere che cosa esattamente vuoi fare, tutte queste cose qui. Lo sai meglio di loro perché sei più grande, ma anche perché hai fatto l'esperienza che non è facile, ci sono cose da valutare. Immagino che anche la lingua per te, forse per i bambini, è stata una sfida, oppure no? Per te quali sono le cose che ti hanno sono state un po' più difficili da venire da Belluno fino in Cina? Per la lingua è stato molto avvincente, difficile indubbiamente. Il cinese è una lingua molto diversa dalla nostra. Parti già dal modo in cui fai i suoni, devi fare una vera e propria ginnastica, direi, per riuscire a farli correttamente. Il cinese è difficile perché hai pochissimo margine di errore nel fare i suoni, mentre, non so, per noi, insomma, se si capiscono le lettere, anche se pronunci in maniera un po' difettosa, in linea di massima, però per loro, se sbagli un po' troppo la produzione della lettera, del suono, cominci veramente a cantare fischi per fiaschi e diventa alquanto. Poi aspettano tutti gli accenti, i dialetti, ognuno a seconda delle zone parla con un accento, non solo l'accento diverso, ma anche così un po' il modo di associare le frasi, alcuni modi di dire tipici cambiano. Quindi ti devi un po'. Forse un po' come qua in Italia, ogni parte ha il suo dialetto? Sì, certamente, però quando cambia molto, il cinese, a differenza delle nostre lingue, diciamo, occidentali, in cui magari la radice di una parola ti dà un po', esatto, ti dà un'idea più o meno, insomma, ti può avvicinare, grosso modo, ma nel cinese una parola o la sai o non la sai. Se non la sai non puoi ricavare in nessuna maniera, associarla a niente. Abbiamo parlato un po' delle differenze anche geografiche, immagino. Com'è Shanghai brevemente geograficamente? Uguale a Belluno? Ci sono le montagne oppure no? No, è assolutamente terra piatta, totale. Però ci sono, hanno dei bellissimi parchi, hanno fatto una montagna artificiale, ecco, quello sì, una specie di parco a forma di montagna. Poi all'interno ci sono, credo, dei parcheggi, delle cose, perché so che è cava all'interno, insomma. Ma proprio i cinesi sono bravissimi, anche una cultura anche sorprendente anche dal punto di vista della disciplina, uno lo sa, ma sono curiosa anche perché tu sei bellunese, italiano, e quella cultura è molto legata alla famiglia, agli incontri, al cibo, al pranzo, alla domenica, i nonni, i nipotini, cioè si radunano insieme. In Cina hai visto qualcosa di simile o quello forse ti è mancato di là? Non so. Che si radunino le famiglie, certamente. La famiglia è un po' diversa dalla nostra perché, soprattutto negli ultimi periodi, anzi, nel periodo direi, credo, adesso non vorrei sbagliare, ma mi pare che dopo gli anni 70, forse negli anni 80, hanno avuto la politica del figlio unico, che poi si è conclusa forse alcuni anni fa, insomma, non mi ricordo esattamente quanti, l'hanno poi messa in disuso, insomma. Comunque praticamente quelli che sono adulti adesso, una gran parte, sono figli unici, quindi non ci sono cugini, non ci sono zii, sono famiglie in discendenza verticale, quindi è un po' diverso, insomma, il tipo, la forma della famiglia, ecco, così. Comunque certamente sì, si nota, ecco, si possono vedere nei ristoranti, spesso si vedono grandi tavolate familiari, poi qualcosa posso dirlo anche come pasticcere, insomma, facciamo delle torte, dalle dimensioni delle torte che consegniamo, insomma, si può capire che la famiglia è abbastanza. Buona metrica, ecco, più o meno quanti chili, non so, una torta, qualcosa per un festeggiamento che ti chiedono, standard, 5 kg, 20 kg? Chiaramente dipende dalla quantità di persone, può capitare di fare una torta anche per una cinquantina di persone, insomma, qualche chiletto di roba ci va su. Te lo chiedo perché anche io, per la mia esperienza di famiglia, che ci sono stati dei gastronomici, pasticceri, cuochi, parte della mia famiglia, tutti molto bravi, cucinano veramente molto bene, ma
italiani, tra l'altro anche spagnoli. So che la pasticceria è un'arte bellissima, è un'arte effimera, perché si deve mangiare ed è là l'applauso, il pregio, no, di certamente questo, ma anche una sorta di chimica esatta, non puoi sbagliare, quindi c'è tutta una disciplina, una tecnica. Tu sei anche, non è la prima volta, secondo ho capito, che ti avvicini all'arte. Tu sei figlio di 2 profili artistici. Ci puoi raccontare un po' della tua famiglia, forse come ha avuto che a vedere con questa tua passione o modo per lasciare andare la tua creatività? Beh, certamente i miei genitori sono pittori, mio papà purtroppo non c'è più, Ci spiace. comunque hanno fatto tantissimi, mio papà in particolare ha fatto tante opere. Ricordiamo il nome per i nostri ascoltatori? Claudio Neviel, Mhm. che ha fatto un grande numero di opere ed era sempre insomma al lavoro praticamente costantemente e quindi vedevamo così nascere questi quadri, vedevamo il momento della creazione in cui così nasce l'idea del quadro, condivideva con noi tante cose, tanti momenti insomma che magari non si vedono poi nell'opera finita, però ci spiegava delle cose, ci incitava anche lui a fare, a disegnare. Gli piaceva molto quando facevamo i concorsi di pittura ai tempi della scuola, quindi era il mio c'è momento, sempre diciamo. stato. E dopo naturalmente da lì è derivato anche così una passione per costruirsi le cose, per cercare di fare delle cose belle da se stessi. Così. Guarda, quello spirito imprenditoriale, ma anche di poter lasciare andare la propria creatività e trovare in quello uno sfogo artistico. Diciamo che il principio, forse perché poi, insomma, quando noi eravamo ragazzini, era qualche annetto fa, e magari diciamo il benessere era un pochettino più, si stava bene perché quegli anni lì direi che sono stati i migliori della nostra era, insomma. So che siamo stati tutti fortunati, insomma. Comunque il principio insomma che per noi era: mi serve qualcosa, un desiderio, no? Prima cerco di produrmelo da solo, se poi non sono capace oppure le parti che mi mancano me le vado a comprare, anzi prego papà e mamma che mi diano il soldino per comprarle. Il risultato era che mi davano il soldino, sì, però dovevo fare qualche lavoretto per loro, quindi alla fine era tutto lavoro, ma insomma va bene. Ma ti ha insegnato la disciplina che oggi ti ha portato ad essere un bellunese in Cina, di successo, con una pasticceria che tra l'altro si chiama Belluno, con una moglie e 2 figli, quindi come, tornando un po' indietro, come rivedi la tua storia, quell'avventura, immagino ne valsa la pena. Certamente sì, sono contento insomma di tutte le esperienze che abbiamo attraversato, sia delle positive che di quelle negative, perché comunque intanto sono un po', come posso dire, una sorta di forza, una specie di vaccinazione, come posso chiamarla, per i futuri, così, per le future sfide o comunque imprese o difficoltà che si possano incontrare. Poi sono anche così un modo, un'occasione insomma per avere cose da spiegare ai figli anche, no? Imparare una ricchezza, Quindi, immagino anche fenomenale. sì, così cioè, attraverso queste esperienze cercare di aiutarli magari nei problemi che loro incontrano, che magari sono diversi, sono di natura diversa, sono problemi del mondo magari moderno. Di questi così, tempi però anche sì, qualche volta qualche tecnica antica può risolvere problemi anche molto moderni. E sai che quello mi hai dato uno spunto stupendo, perché una volta dice ma questa storia di immigrazione, questa è una tua che è moderna, ma forse alcune che sono un po' più vecchie, ma io con questo che facciamo già da un paio d'anni, questo programma Ernestina dalla fine del mondo qui su Radio ABM, ho imparato sulla pelle che ci sono tante cose da imparare, anche delle storie del 1800, perché cosa c'è da imparare? I sentimenti, gli atteggiamenti umani, no? Come si comporta la gente qua e là, quindi veramente in quello ho trovato un tesoro veramente da custodire e da raccontare, perciò che lo facciamo anche, quindi approfitto anche per ringraziarti te, caro Michelangelo, perché sei anche in questo periodo che sei qua, che hai tanti impegni con la famiglia, con degli amici che rivedi, ma poi anche quando ho fatto delle interviste per tanti giovani delle diverse collettività che abbiamo in Argentina, un paese che ti auguro di conoscere, perché anche c'è una bella comunità cinese
molto nutrita, quindi avrai anche, non solo oltre all'italiana, avrai un altro punto di connessione. Veramente le storie dei migranti anche di questi tempi hanno tanti punti diciamo in comune con quello, e sono anche le sfide, perché al di là che ora abbiamo reti sociali e nel 1800 no, la nostalgia è la stessa, la mancanza, il sapere che i tuoi cari sono a 15-20 ore di volo, quello ancora non lo abbiamo sistemato velocemente. E parlando giusto di quello, di staccamento, di nostalgia, qual è stata per te la cosa più forse difficile da affrontare in questa avventura così lontano da casa, da tutto quello che conoscevi? Beh, direi due cose. Una è che quando fai questo tipo di cambiamenti ti trovi un po' davanti a un bivio in cui o fai una cosa oppure ne fai un'altra, e una esclude per forza l'altra. Quindi ti trovi un po', sì, chiaramente dopo aver intrapreso una di queste direzioni, di queste grandi direzioni, chiaramente i dubbi, qualche dubbio ti arriva magari anche la sera quando vai a dormire, così. Ma insomma questo è uno. L'altro è come posso dire, di aver in un certo senso sospeso, cioè non siamo isolati dai nostri amici, dalle persone che conosciamo, perché con gli strumenti di oggi, anzi, per fortuna, altrimenti se fosse stato un po' di anni fa significava praticamente perdersi di vista con magari la maggior parte delle persone, insomma, mentre invece adesso questo non avviene più, ma non è la stessa cosa, cioè non riesci a partecipare, non riesci a ottenere quel livello di emozione, quel livello di gioia, mentre sei proprio stai veramente parlando insieme. Io anche qui sono all'antica, non so come dire, però io con gli amici mi diverto quando sono là, insomma, dopo certo in videochiamata quello che vuoi, insomma, è chiaro che fa piacere, ma non è la stessa cosa. È una sfida che ancora tocca la vita di tanti migranti. E parlando di migranti, anche un po' ricordando i tuoi figli che sono giovani, che presto saranno adulti, se in questo momento ci sta ascoltando un giovane bellunese, giovane non tanto, anche di ogni età, che forse vuole intraprendere questa bellissima avventura che hai intrapreso tu, hai qualche consiglio da dare per chi vuole avvicinarsi alla cultura cinese e forse vivere là? Beh, imparare la lingua cosa, è già insomma, quello dipende dalla tipo di passione che hai. Certamente se hai voglia di conoscere proprio i cinesi, se hai voglia di avere molti rapporti sociali con la gente locale, certo la lingua ti serve assolutamente. Altrimenti, se si tratta magari di una scelta più professionale, puoi anche oppure utilizzare strumenti elettronici, queste cose qui. Allora se più che altro devi appunto risolvere problemi o organizzare attività lavorative, magari può essere soddisfacente. Sicuramente per chi vuole iniziare, penso questo vale un po' per tutto, insomma, devi prima di tutto fare un progetto con un obiettivo, insomma, che interessa, e quindi poi cominciare a valutare che cosa serve per realizzare il progetto, tutti gli elementi. In paesi così diversi dai nostri, bisogna stare attenti che non manchi niente, cioè se ti trovi in assenza di qualcosa che ti è molto importante, allora puoi avere delle difficoltà, e se magari per qualche motivo ti trovi a disagio, non so, ogni persona è diversa, naturalmente, devi fare un po' i conti col fatto che magari un problema, che così magari una mancanza di una cosa importante sommata magari a un disagio perché non ti senti nel tuo posto, perché non sei ancora riuscito ad adeguarti a tutte le varie differenze. Si ingrandisce. E poi naturalmente sarebbe bene fare prima delle prove, cioè andare sul posto e verificare che non hai magari che c'è qualcosa che ti può dare dei fastidi fisicamente, insomma. Qualcosa per un breve tip per, non so, trattare con i cinesi, tipo immagino, non so, rispetto, cortesia, qualcosa che non farlo, se lo fai qua in Italia non farò là. Sicuramente non aprire ostilità, cioè, questo vale in qualsiasi posto dove vai, ma è un buon consiglio. Io penso che appunto qualsiasi problema vada risolto in collaborazione. Allora i cinesi, ma penso comunque anche tantissimi altri, sono cooperativi, insomma, nelle questioni. Se tu hai un problema e tu chiedi a qualcuno di aiutarti e poi lo ricompensi, insomma, con un dolce, forse, che ne pensi? Perché no? Cioè, non è andiamo che a pasticceria per forza Belluna a essere Shanghai. tutto. Comunque loro sono, se tu
tu ti impegni nel comunicare, spiegare un problema, quello che in genere ottieni è una forma di collaborazione proporzionale alle possibilità che ha di aiutarti, naturalmente. Certo. Se vogliamo, Michelangelo, fare un regalo, un presente a un cinese, ma vogliamo regalare un dolce italiano, quale sarebbe quello che loro accetterebbero volentieri? Tipo che sarebbe del loro gusto anche? Un tiramisù? Secondo me, sfogliatelle, cosa è faccio? graditissimo, anche una torta di frutta assolutamente, ma diciamo che quello che forse apprezzano di più è il simbolo del dolce, quindi penso che sia più importante il come è fatto. Bene. E quindi penso che un dolce, loro hanno un carattere, una lettera che si chiama Fu, che è felicità, insomma. Se tu regali una bella torta con un grandissimo Fu, penso che sia molto, molto bello, insomma. Perfetto, allora già sappiamo, allora se andiamo in Shanghai sappiamo cosa donare. Ma è veramente stato ricchissima questa intervista che abbiamo potuto chiacchierare e raccontare un po' la tua storia che ti ha portato dal cuore delle Dolomiti, da Belluno fino a Cina, caspita, un luogo, una cultura millenaria molto differente, diversa, ricca, ma veramente una cosa che uno non si immaginerebbe. Quindi Michelangelo, grazie mille, complimenti per questo percorso, famiglia, progetto che hai fatto. Ti chiederei ora, già finendo questa intervista, che ci sarebbero tante altre domande, ma il tempo è così, puoi mandare un saluto per i nostri bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo, forse anche in Cina, non lo so. Ma certamente, cari amici bellunesi in tutto il mondo, complimenti a tutti, perché tutte le vostre avventure, tutti i vostri progetti sono sicuramente molto impegnativi e quindi proporzionalmente grande anche la soddisfazione che ne ricavate. E quindi un grandissimo augurio di portare avanti i vostri progetti e tutti quanti, e un enorme saluto, un abbraccio. Ecco, bellissimo quell'abbraccio, anche se per caso siete in Cina potete trovare Michelangelo che vi offrirà sicuramente qualche dolce o vi farà almeno conoscere e assaporare quel gusto italiano, bellunese in Cina. Noi intanto dobbiamo salutarci da qui, cari amici ascoltatori, ma ricordate che se volete rivedere questa e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche sulle mie reti sociali personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Cari amici, vi aspettiamo alla prossima da qui, dagli studi di Radio BM, dalla Cina, da Belluno, ma l'importante è ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.